Ci saranno diversi cardinali veneti al conclave cardinalizio che si riunirà tra il 5 e il 10 maggio per eleggere il nuovo pontefice, con una maggioranza di 2/3 fra i cardinali elettori, cioè quelli con meno di 80 anni. Venezia sicuramente non sarà rappresentata né dall'ex patriarca Angelo Scola, oggi 83enne, che nel 2013 aveva avuto qualche chance, né l'attuale patriarca lagunare Francesco Moraglia e il patriarcato di Venezia, che nel Novecento ha visto eleggere 3 papi come Pio X, Giovanni XXIII, Giovanni Paolo I, stavolta non ci sarà. In compenso, la stampa straniera in particolare, ma anche nazionale, vede fra i nomi più considerati l'attuale segretario di Stato Pietro Parolin, un ruolo coperto fin dal 2013, sempre al fianco di Papa Bergoglio. Il quotidiano britannico Guardian lo inserisce al primo posto fra una rosa di 9 candidati di tutti i continenti. Parolin viene considerato un moderato candidato alla continuità per la sua vicinanza a Francesco. Da segretario di Stato Vaticano ha svolto un ruolo chiave negli affari diplomatici, compresi i delicati negoziati con la Cina e i governi del Medio Oriente, e anche per questo viene considerato rappresentante papale affidabile e fidato dai diplomatici laici. Nel 2018, ricorda il Guardian, Parolin è stato la forza trainante di un controverso accordo con il governo cinese sulla nomina dei vescovi, criticato da alcuni come una svendita al regime comunista. Ha anche critici il cardinale Parolin, che lo considerano un modernista e un pragmatico che antepone l'ideologia e le soluzioni diplomatiche alla dura verità della fede. Ma per i suoi sostenitori rappresenta un coraggioso idealista e un fervente sostenitore della pace. I cardinali in totale sono più di 250, ma quelli di età superiore agli 80 anni non sono idonei a partecipare al conclave. Rimangono quindi 135 candidati idonei, che inizieranno a recarsi a Roma nei prossimi giorni per riunirsi in conclave sotto la magnifica volta dipinta da Michelangelo nella Cappella Sistina, per iniziare le loro deliberazioni. Anche il prossimo Papa sarà scelto dal Collegio dei Cardinali, le figure più alte della Chiesa cattolica nominate dal Pontefice.